benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Non si trovano i 3 corpi avvistati in mare dai turisti nelle acque di Palma di Montechiaro. Probabile che le vittime siano migranti. Un barcone alla deriva è stato spinto dalla corrente fino a un porticciolo vicino, senza nessuno a bordo. L'Etna dà di nuovo spettacolo tra neve e lava, ma il fine settimana è stato segnato anche da nuovi incidenti. Una turista maltese è grave e il presidente della funivia chiede un presidio permanente di soccorso. Sicilia a rischio desertificazione, piove poco e quando gli invasi si riempiono l'acqua spesso si disperde. Sa di beffa il lago formato dalla diga Trinità nel Trapanese che si sversa in mare. Nato su internet il primo coordinamento nazionale delle famiglie dei sopravvissuti, genitori di bambini e giovani abusati tra le mura di parrocchie e seminari riuniti perché non capiti più. Aria di crisi all'Etna Valley, si teme una riduzione in tutta Europa di 2-3 mila dipendenti negli stabilimenti della ST Microelectronics, sindacati sul piede di agitazione, di guerra. Catania, il sindacato Il Castello Ursino, chiuso per lavori, mette in crisi le attività che si affacciano su piazza Federico II di Svevia. In compenso è in arrivo una pista di ghiaccio, ma per commercianti e ristoratori non basta. Un altro po' di Sicilia sul palco dell'Ariston a Sanremo con i Twin Violins. I giovanissimi gemelli di Agrigento duetteranno con un'altra siciliana, Marcella Bella, nell'attesissima serata cover. Calcio, il Palermo manca la vittoria al picco contro lo Spezia, finisce 2-2 con un gol beffa dei padroni di casa al 92esimo. In Serie C il Catania vince a Monopoli 2-1 e conquista 3 punti che fanno morale e danno la spinta per la continuità. Bentrovati, in apertura la nuova tragedia in mare, questa volta a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento, ricerche in corso senza esito finora dei 3 corpi avvistati dai turisti. Davide Sardo. Uomini di carnagione scura. Sono gli unici dettagli che emergono dalle testimonianze dei turisti che hanno allertato le forze dell'ordine dopo la visione dei 3 corpi senza vita galleggianti a Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento. Sul posto sono intervenuti immediatamente la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, ma nonostante gli sforzi per recuperare i corpi, le ricerche non hanno ancora dato esito positivo. L'ipotesi prevalente è che le vittime possano essere migranti. A supporto di questa teoria, nella stessa giornata un barcone alla deriva è stato spinto dalla corrente fino al porticciolo di Marina di Palma, trovato in condizioni precarie e senza tracce di persone a bordo. Ciò ha alimentato il timore che altre vittime possano essere disperse in mare. Le ricerche sono proseguite fino a tarda notte e sono riprese questa mattina, ma al momento non ci sono stati ritrovamenti né di superstiti né dei corpi segnalati. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, verificando se il relitto rinvenuto sia collegato ai corpi avvistati in mare. L'Etna dà di nuovo spettacolo tra neve e lava, ma oltre che dalle immagini affascinanti dell'eruzione con la fessura nel cratere di sud-est, il fine settimana è stato segnato anche da nuovi incidenti. Una turista maltese è grave e il presidente di funivia dell'Etna chiede un presidio permanente di soccorso ai crateri silvestri. Eva Spampinato. Neanche l'allerta arancione e le previsioni meteo avverse ampiamente annunciate hanno tenuto lontani i turisti dall'Etna. Domenica scorsa escursionisti, turisti e appassionati di sci hanno preso d'assalto il versante sud e i crateri silvestri. C'erano parecchi turisti che magari non hanno considerato le condizioni meteo preannunciate prima. Proprio qui 3 brutti incidenti hanno dato filo da torcere ai volontari del soccorso alpino e speleologico. Con le condizioni meteo avverse preannunciate, ripeto prima, anche gli organizzatori, i pullman, devono controllare, avvertire e eventualmente spostare o saltare la gita.
La situazione è più grave per una turista 47enne di Malta che con lo slittino è scivolata all'interno dei crateri silvestri, riportando un importante trauma cranico e un trauma alla colonna vertebrale. Lei di soccorso non è potuto intervenire. Nebbia, neve, cominciava a nevicare, vento, insomma l'elicottero in queste condizioni non atterra. Nello spazio dei crateri silvestri è necessaria l'installazione di un presidio permanente, ha sottolineato il patron di Funivia dell'Etna, Francesco Russo Morosoli, per garantire la sicurezza dei tanti visitatori. Spesso, ignari delle insidie del terreno impervio, utilizzano slittini e padelle senza la giusta consapevolezza. La presenza di un centro di controllo può garantire anche la lotta alla formazione di discariche di rifiuti. Il fascino dell'Etna è sempre irresistibile, soprattutto quando il bianco della neve viene tinto di rosso dalle colate. L'ultima ha fatto capolino sabato a 3.000 metri dalla frattura alla base del cratere Boccanuova. Notizia apparentemente opposta, ma la Sicilia è a rischio desertificazione. Piove poco e quando gli invasi si riempiono l'acqua spesso si disperde. Sa di beffa, per esempio, e questa è l'ultima, l'acqua della diga Trinità nel Trapanese, gestita adesso dalla Protezione Civile, e finisce in mare. Adelaide Barbagallo. Da Trapani a Ragusa, Siracusa, passando per Agrigento, la Sicilia è a rischio desertificazione. Non occorrono grandi parole, bastano i dati dell'ISPRA aggiornati a febbraio. Questa è la cartina pubblicata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La Sicilia è colorata di rosso, lo scenario è di severità idrica alta. Le risorse non risultano sufficienti a evitare danni al sistema, anche irreversibili. E sa di beffa l'acqua, tantissima acqua, preziosissima per le colture che continua a finire in mare. 100.000 metri cubi al giorno devono essere gettate perché l'antica diga Trinità non può superare i limiti di riempimento, fissati a 54 metri sul livello del mare. La diga è un grande malato per cui si studiano cure prima di decidere per la sua completa dismissione. Una situazione che getta nello sconforto gli agricoltori della Valle del Belice, Castelvetrano, Mazzara, un territorio vastissimo. Un'acqua per noi fondamentale per il periodo estivo finisce inesorabilmente a mare. I politici rimpallano responsabilità, si parla di un commissariamento, ma ad oggi la situazione è ancora questa, cioè noi continuiamo a perdere questa preziosissima acqua. Reti idriche con l'abbrodo, dighe con scarsa o nulla manutenzione. Le piogge degli ultimi giorni sono servite a poco. Gli imprenditori agricoli pensano alla primavera alle porte e all'estate, alla grande sete che patiranno i campi. Hanno perso l'innocenza dei loro figli, traditi da chi avrebbe dovuto proteggerli. Le famiglie delle vittime di abusi sessuali in chiesa si riuniscono su internet per non essere più sole. Jerry Italia. Hanno sentito sulla pelle il peso della vergogna, ma non la loro. Per anni si sono trovati soli con il dolore di figli spezzati e il silenzio assordante di un mondo che preferiva voltarsi dall'altra parte. Oggi però quei genitori hanno trovato la forza di unirsi, di farsi rete, di dare voce a chi per troppo tempo ha taciuto. Nasce così il primo coordinamento nazionale delle famiglie dei sopravvissuti, un progetto che riunisce madri e padri di bambini e ragazzi abusati tra le mura di parrocchie, seminari e oratori. Un'iniziativa che è già una speranza a una trentina di genitori in tutta Italia, ben 10 dalla Sicilia, dove le cifre fanno rabbrividire. Negli ultimi 15 anni almeno 90 giovani vittime, di cui 27 abusate da sacerdoti e 6 da laici vicini agli ambienti ecclesiastici. Un coordinamento che nasce per dare voce a chi in questi anni non ha avuto voce, come spiega Francesco Zanardi, coordinatore della rete L'Abuso. Questo è proprio un po' lo scopo principale del coordinamento, che è fatto appunto di persone che hanno avuto la stessa esperienza traumatica e che non solo hanno uno spazio in cui poter condividere, ma hanno anche persone, diciamo, vicino a loro che hanno subito la stessa circostanza. Tra i componenti anche Michele Messina, che conosce bene questo dolore. Suo figlio Antonio, quando era solo un ragazzino, subì abusi da Don Giuseppe Rugolo, oggi condannato a 4 anni per violenza sessuale aggravata. E mentre la giustizia fa il suo corso, con il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, che dovrà rispondere in tribunale dell'accusa di falsa testimonianza, le famiglie iniziano a fare quadrato. Quello che oggi fanno le famiglie dei sopravvissuti, e fanno benissimo a farlo, però come comunità, come Stato, come Vaticano, possibile che nessuno abbia neppure un vago senso di vergogna di quello che sta accadendo? E il coordinamento della rete L'Abuso nasce per questo, per abbattere il muro dell'isolamento, per sostenersi a vicenda e impedire che altre famiglie vivano lo stesso incubo.
A Catania è arrestato un uomo per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della compagna. La vittima avrebbe subito umiliazioni e sofferenze fisiche e morali. In un'occasione l'uomo, ubriaco, si sarebbe intrufolato in casa della donna dal balcone, l'avrebbe trascinata in strada e schiaffeggiata. Dovrà subire un delicato intervento chirurgico l'operaio vittima sabato di un incidente sul lavoro al polo petrolchimico di Priolo. Intanto dai sindacati arriva una nuova forte denuncia. Troppo spesso le aziende risparmiano sulla sicurezza e i controlli sono quasi inesistenti. Francesco Aloi. I medici del Cannizzaro di Catania stanno facendo di tutto, ma le condizioni dell'operaio rimangono gravi. Venerdì scorso l'incidente sul lavoro al polo petrolchimico di Priolo. Da quel pomeriggio il 53enne si trova in rianimazione ed oggi è il giorno di un importante intervento chirurgico alla ferita tra torace e addome, perché è qui che una scheggia metallica lo ha colpito come un proiettile. Una scheggia partita dalla spacca dado, l'attrezzo con cui stava lavorando, che addirittura pare fosse nuovo di fabbrica. Da quello che noi sappiamo, ma tutto è al vaglio della magistratura comunque, per quello che ci è dovuto sapere è soltanto che il lavoratore si stava accingendo a spaccare dei dati. La sicurezza sul lavoro spesso resta solo teoria e a denunciarlo sono i sindacati. Da diversi anni nel polo siracusano si aggiudicherebbero gli appalti con gare a ribasso. Da qualche parte debbono essere scaricate, si scarica sulla logistica, si scarica sulla sicurezza, si scarica sulla formazione, questa è una cosa che è risaputa. Le ore di lavoro, che di norma dovrebbero essere non più di 8 al giorno, spesso sarebbero anche molte di più. E qui emerge un'altra criticità, l'assenza dei controlli. Diverse segnalazioni, non riceviamo riscontri a quelle che sono le situazioni di controllo, perché se ci fossero dei controlli io credo che un po' una ridimensionata ce la saremmo un po' dati tutti. Area di crisi alle navali, il fatturato della ST Microelectronics è in calo. Ci sono poi errori dei manager, il tutto ha portato all'annuncio una riduzione del personale che riguarderebbe 2-3 mila persone in tutti gli stabilimenti europei dell'azienda. I sindacati sono in stato di agitazione anche a Catania. Lorena Dolci. L'hanno chiamata Etna Valley, come la Silicon Valley della California, culla dell'high tech. Lì i software, qui i microchip. Orgoglio siciliano e posti di lavoro, 5.300 i dipendenti dello stabilimento di Catania, che adesso vivono momenti di preoccupazione. Il settore dei microprocessori va male, trascinato a fondo dalla crisi dell'auto, ma la ST va peggio, un calo importante del fatturato che sarebbe stato mascherato dai vertici. E questo ci preoccupa perché per l'azienda stessa ST perde credibilità nei confronti degli azionisti e di tutto quelli che ruotano attorno. Risultato l'annuncio di una riduzione del 6% dell'organico, prepensionamenti per 2-3 mila persone tra gli stabilimenti europei, ma nessun dettaglio è stato ancora comunicato. Per questo i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e domani sono convocati in audizione in commissione attività produttive. La preoccupazione riguarda anche il modulo in costruzione legato all'auto elettrica. Ma l'auto elettrica, come ben sapete, ad oggi ancora non è esplosa, quindi questo ci fa pensare, ci fa preoccupare e vorremmo anche capire rispetto a quello che sono i 200 mm, cioè il modulo 5 di Catania che fa fette di 200 mm, i cosiddetti 8 pollici, dove Sherry stesso aveva detto che non era più conveniente investire, ma è più conveniente investire in 12 pollici. Qual è l'idea dell'azienda, se c'è la possibilità di una riconversione dello stabilimento? I sindacati hanno già inviato una richiesta ufficiale di incontro al Ministero delle Imprese, Adolfo Urso, in queste ore a Parigi, dove discuterà con i suoi omologhi francesi la gestione dell'azienda. Catania, che uso il Castello Ursino per lavori, un'altra mazzata per le attività che si affacciano su piazza Federico II di Svevia. In compenso sarà allestita una pista di ghiaccio, ma per commercianti e ristoratori non basta. Tonino De Mana.
Il Castello Orsino chiuso per lavori di ristrutturazione dureranno 2 anni e la mancanza del quorum per effettuare il referendum per l'abolizione della ZTL. Per commercianti e ristoratori che si affacciano su piazza Federico II di Svevia arriva un'altra mazzata, per alcuni definitiva. Saracinesche che si abbassano, cedesi attività che iniziano ad essere un po' troppe. Da queste parti rumore nero come il cielo che sovrasta il maestoso maniero. Mentre opere, attrezzature e materiale vario viene trasferito, è in fase di montaggio la pista di ghiaccio, un modo per cercare di rianimare l'area del Castello Orsino. La pista di ghiaccio momentaneamente potrebbe andare bene perché porta persone comunque a scendere al castello, quindi già un movimento in più. Però non sarebbe male se si farebbe dei mercatini, delle cose dove le famiglie e le persone sono invogliate a scendere, nel frattempo riescono ad entrare nel contesto di tutte le ristorazioni che ci sono. Ora già ne è in sofferenza ora con la ZTL, con la chiusura dei 2 anni sarà ancora più sofferente la zona, perché giustamente tu non stai limitando più il traffico, lo stai chiudendo definitivamente. Numeri da profondo rosso per alcuni commercianti, mentre residenti e passanti approvano con riserva. Non possiamo venire nei locali, è un disagio, soprattutto se ci sono persone invalide. Ultimamente abbiamo avuto un problema di questo. Ma dico, per i turisti è una cosa conveniente. Quindi anche per le attività in zona la situazione si adatterà ovviamente alle esigenze che si sono stabilite e comunque io vedo tutto positivo. La realizzazione della pista di ghiaccio potrebbe essere la prima di una serie di eventi che dovranno compensare e soprattutto sopperire alla chiusura del Castello Orsino. Via Etnea a Catania riaperta totalmente al traffico ma con limite di 20 km all'ora e divieto per i mezzi a 2 ruote. Ora si lavora per la rimozione della cera in via Caronda, dove resta chiuso al traffico soltanto un piccolo tratto tra le vie Monserrato e viale 20 settembre. La pioggia di ieri, fa sapere Gemma, ha rallentato le operazioni di rimozione di cera e segatura nelle strade percorse dal Fercolo di Sant'Agata. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore, al massimo domattina. Fondi europei del PNRR. Messina, la città più avanti in Sicilia, con 25 progetti per 300 milioni di euro. Seguono Catania e Palermo. Ritardi però soprattutto negli investimenti nella sanità territoriale. Francesco Triolo. Dai progetti di riqualificazione territoriale al rinnovamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, gli interventi finanziati dal PNRR in Sicilia sfiorano la cifra del miliardo di euro, l'11% del totale nazionale, seconda regione italiana per consistenza di fondi. Pesano però diversi ritardi accumulati nella fase iniziale, ma molti comuni stanno cercando di rispettare le tabelle di marcia. Tra le città capoluogo, Messina è la prima in Sicilia con 25 progetti per un importo complessivo di 303 milioni di euro. Seguono Catania, ben 107 progetti ma meno finanziamenti, 214 milioni, Palermo 80 progetti per 212 milioni, poi nell'ordine Trapani, Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta ed Enna. I dati vengono fuori dal rapporto Svimez che fa il punto sull'attuazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma che fa emergere anche luce ed ombre, innanzitutto sui tempi, perché il monitoraggio sulle opere pubbliche, a meno di 1 anno e mezzo dalla scadenza del 2026, conferma i ritardi nell'avvio della fase esecutiva dei cantieri da parte delle amministrazioni. Alla fine del dicembre 2024 i comuni meridionali hanno avviato lavori per 5,6 miliardi, il 64% del valore complessivo degli investimenti a loro titolarità. Per i comuni del centro-nord il dato è di 9,7 miliardi, l'82% delle risorse PNRR. Il dato comune è che nelle città sono in fase più avanzata i lavori per asili e infrastrutture scolastiche, mentre i ritardi maggiori sono negli investimenti in sanità territoriale a titolarità delle regioni e definiti come priorità dal PNRR. La Sicilia su questo fronte deve accelerare il più possibile. Oggi si celebra il giorno del ricordo per commemorare le vittime delle foibe, dove sono stati gettati e uccisi più di 100.000 italiani dai partigiani jugoslavi in Venezia Giulia e Dalmazia durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra le molte iniziative in Sicilia, la state vedendo, quella al Teatro Bosco di Pedara,
una cerimonia promossa dal prefetto di Catania Librizzi e dal sindaco del comune etneo, preceduta dalla disposizione di una corona di alloro. Per l'occasione gli studenti hanno presentato rievocazioni e riflessioni storiche sul contesto in cui sono avvenuti gli orrori delle foibe. Cambiamo pagina e andiamo alla musica. Un altro po' di Sicilia sul palco dell'Ariston a Sanremo con i Twin Violins, i giovanissimi gemelli di Agrigento che duetteranno con un'altra siciliana, Marcella Bella, nell'attesissima serata cover. Desiree Ferlito. E poi Marcella con i due ragazzini fantastici, Twin Violins, l'emozione non ha voce, Adriano Celentano. Il Festival di Sanremo è alle porte e anche la presenza della Sicilia sul palco si arricchisce. I Twin Violins, i giovanissimi gemelli di Agrigento, famosi per la loro travolgente grinta, saliranno sul palco dell'Ariston insieme a un'altra siciliana, Marcella Bella, tra i big in gara con Pelle Diamante, che li ha voluti fortemente per accompagnarla nella serata cover, dove presenteranno una versione inedita di L'emozione non ha voce, portata al successo da Adriano Celentano. Ringraziamo Marcella Bella, per noi è un grandissimo onore poter suonare con lei e vi promettiamo che porteremo sul palco dell'Ariston tutta la nostra energia. Mirko e Valerio, la complicità di chi è insieme da sempre, nei loro occhi l'entusiasmo di chi ha davanti a sé una parabola ascendente e vive quel grande parco come un'occasione unica per chi ha soli 17 anni. La loro passione nasce da un violino appeso al muro per caso dal papà. Diventano virali durante la pandemia per alcuni video pubblicati sui social, dove a suon di archetto interpretano i più grandi successi della musica pop con energia e ritmo travolgente. E il 14 febbraio sono pronti per scatenare l'entusiasmo di tutti i fan. È vero, che grinta i Twin Violins, vi aspettiamo a Sanremo. Adesso è il momento della nostra pausa, subito dopo riprenderemo con il calcio, il Palermo purtroppo beffato dallo Spezia che firma il pareggio al 92esimo e il Catania ritemprato dalla vittoria al Monopoli. State con noi. Calcio, pareggio che ha il sapore della sconfitta per il Palermo. Al picco rosanero avanti 2-0 fino al 92esimo, poi la clamorosa rimonta della formazione ligure. Dionisi dice grande delusione. Marco Cullà. Dalla vittoria della svolta al pareggio beffa, tutto nel giro di 3 minuti. Arachiri Palermo al picco contro lo Spezia, i rosanero avevano la vittoria in pugno grazie a questo gol iniziale di Ranocchia e poi alla rete di Brunori. Nonostante lo Spezia attaccasse, i 3 punti sembravano ormai in viaggio verso Palermo, ma non è stato così. Al 92esimo il gol di Esposito, poi allo scadere del recupero la rete di Aurelio, 2-2 e pareggio dal sapore di sconfitta per la banda di Dionisi. Delusione perché la partita è cambiata subito all'inizio con il gol di Pippo che ci ha messo nelle migliori condizioni. Al tempo stesso ovviamente ci siamo abbassati subito facendo una partita più difensiva, l'abbiamo fatta bene, interpretata bene e grazie anche a questo abbiamo fatto il secondo gol perché i ragazzi sono stati bravi in una riconquista alta e poi purtroppo l'episodio del 2-1 è stato quello che ha cambiato la partita e ha determinato il risultato finale. Nicolao, entrato all'82esimo, ha sbagliato in occasione del pari spezzino che in questo momento esclude il Palermo dalla zona playoff. Se avessimo pensato magari di pareggiare a Spezia prima della partita poteva essere anche un buon risultato, ma chiaramente non siamo soddisfatti e vogliamo ancora di più di quello che siamo riusciti a fare oggi. Tanta attesa per Poyampalo che però non ha brillato. Avrà tempo per rifarsi a partire dalla gara di domenica al Barbera contro il Mantova. La vittoria del Catania a Monopoli ha portato nuova fiducia intorno ai rossazzurri. L'analisi del dopogara dell'allenatore toscano adesso dice è il momento di non mollare e di dare continuità. Francesco Triolo.
La partita della consapevolezza, ecco la parola chiave che lo stesso Mimmo Toscano tira fuori dal cilindro dopo la vittoria del suo Catania in casa della capolista Monopoli. Una partita preparata con determinazione ed umiltà, conoscendo le proprie difficoltà, emergenze indisponibili, innanzitutto, per tirare fuori una prestazione che ha testimoniato come il Catania può giocarsela con tutti. Questa è una partita che ti deve dare il senso del lavoro, il senso dell'essere uniti, il senso di appartenenza. Non deve essere questa vittoria che deve farci cambiare, anzi bisogna insistere su come abbiamo preparato la partita questa settimana, su come abbiamo lavorato e da qui in avanti crescere sempre, perché oggi è la dimostrazione che se lavori di squadra, se sei tenace, se vuoi veramente un risultato lo ottieni. Il 2-1 del Veneziani nasce dalla rete di De Paoli, l'ultimo arrivato nello spogliatoio ma già calatosi nella mentalità, dal gol di Gherardi, un giocatore ricostruito, importante per il Catania, come ha voluto sottolineare il dopogara lo stesso Toscano. Adesso l'obiettivo è dare continuità, mandando in archivio un periodo non facile per i rossazzurri. Certe partite, certi errori passano, certi momenti ci devi passare, fanno parte del tuo percorso, della tua crescita. Ci siamo passati, abbiamo fatto i nostri gli errori, le cose che possiamo fare meglio, adesso bisogna continuare. Io ho detto ai ragazzi, godetevi questa vittoria, ma da martedì vi voglio ancora avvelenati. Da domani quindi Toscano è pronta a rilanciare. Domenica al Massimino c'è la Casertana. L'obiettivo è non mollare. Noi ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.